Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo praticamente una signora che è in cerca della sua anima gemella. È una signora trapanese, si chiama Francesca ed ha 40 anni. Buonasera Francesca. Buonasera, cerco un ragazzo su peggiore 40. Sì, ascolti, lei intanto si chiama Francesca, Sì. giusto? È di Trapani. Di Trapani. E lei praticamente è in cerca della sua anima gemella. Gemella. Lei praticamente cerca una persona, un ragazzo da sistemarsi. Da giusto? sistemarsi. Lei praticamente che genere di uomo va cercando? Parliamo dell'età, Sulle 40-42. cioè Massimo dovrebbe avere 42 anni. 42 anni. Lei ha 40 anni, Sincero, onesto, lavoratore che porta soldi a casa. esatto. Lei lavora signora? Io lavoro. Lei è praticamente separata, nubile? No, nubile. Nubile completamente, non è stata praticamente mai fidanzata? Mai fidanzato. Mai fidanzata, esatto. Abita da sola con la mamma? No, abito con un'amica. Con un'amica? Con un'amica. Quindi c'ha la casa a solo Da praticamente? solo. E lei lavora abbiamo detto? Lavoro con anziani. Cioè fa l'assistente anziano? Anziani. E lei praticamente sta cercando un uomo per sistemarsi? Avere una casa per i fatti miei. Esatto. Per avere tutto a posto e organizzarmi Certo. per bene. Esatto. Praticamente noi abbiamo detto l'età di quest'uomo, cioè il massimo dovrebbe avere 42 anni. 42 anni. Se è più vecchio non lo vuole? No, no, E come mai? perché Cioè non le piacciono magari gli uomini più maturi? no, io. Li vuole belle... Con le vecchie si innamora da chi sventura. Certo, cioè li va cercando praticamente giovani? Giovane. Esatto. E se viene un ragazzo di 30 anni, mettiamo che si vorrebbe mettere con lei lo accetterebbe? L'importanza è che porta i soldi. Certo. Non porta soldi niente. Cioè deve essere praticamente giovane? È abbastanza Benestante? benestante. Io lavoro pure, ci aiuto Esatto, e tutte cose. esatto. E l'importanza è che uno non si ne va a mezzo stradone a fare la zingara. Certo, E le cose sono belle così certo. per mia. Poi non lo so delle altre persone come sono. Se torno fanno facchini e poi dici ma è fuori chi sto. Logico. Come mai ha pensato di rivolgersi qua a Strano Amore Siciliano? Quando che cerca lei, a nicchia villa, in capo a panchina, a nicchia marsala, a nicchia paceco, chi di figurini da c'è, chi di guatto, chi di camisa da. Eppure io il numero telefonico mio lo do in sovraimpressione. E io una volta che ci voglio, ne piglio, cammino sempre a travagliare. E ora praticamente è stata in occasione del Natale in Fiera, praticamente che lei ha visto L'ho visto a lo lei. studio L'ho visto a e ha lei. pensato di venire. Ho visto subito a lei. Mi sono innamorato di lei. Ok, va bene signora Franca. E amici telespettatori, abbiamo conosciuto la signora Franca, 40 anni di Trapani, lei è proprio trapanese. Trapanese. Che va cercando un uomo praticamente massimo 40-42 anni. Ma Più giovane sì, più vecchio no. non ne ho più vecchie. Esatto. Per Io cui, sogno così perché mi sono nascondisto. esatto. Però lei è molto migliore. Certo. Quanto è alta signora Franca? 1,60 m. Quanto pesa? Sulle 82 kg. Esatto. E ha 40 anni. Sì. Non è stata mai sposata? No. Mai fidanzata? Mai fidanzata. Quindi è praticamente Chissà se. alla prima esperienza Non praticamente. mi è piaciuto mai l'uomo. Ora Si è messa in testa di farsi fidanzata e si vuole fare è fidanzata. fidanzato. Giusto. Magari con lei. No, e io sono impegnato. Mi Ti piace a lei? Lo so. E allora, amici telespettatori, ripeto, per chi fosse interessato a conoscere la signora Franca, 40 anni di Trapani, può chiamarla tramite il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. La signora Franca è qui, si vuole sistemare, sta cercando un ragazzo, massimo 40-42 anni, per mettere su famiglia. E lo vuole, abbiamo detto, benestante, Bene, è giusto. giusto? Che abbia un buon lavoro, che abbia soldi, macchina, giusto? Cognoca, Cugnoca in che senso? i gatti, Ah, sì? poche cose. Giusto. Esatto. Niente. Famiglia giusta. Esatto. Deve essere praticamente un ragazzo serio. Giusto. Che viene, non ce ne c'è niente. Sì. Mi dica, ma lei come passa il tempo in una giornata? Che fa quando è a Lavoro casa? tutto il giorno, ora smonto a travagliare. Ok. La mattina 7, fino alle 7 sera. È arrivata la sera che fa? Noi amici, giocare a carte. Ah, lei a carte ci gioca mentre l'uomo non Ma ci però dovrebbe giocare? 50 euro, dai, 50 centesimi, Ah, ho capito. un euro, no. Scherzando non c'è niente. Ho capito. Siamo Però di... non vuole che il suo uomo praticamente giochi a carte. Ma 50 centesimi non sono niente, per passare il tempo. Certo.
Va bene, ripeto, amici telespettatori, per chiunque di voi fosse interessato a contattare la signora Franca può farlo chiamandola al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Vi raccomando, chiamate perché la signora Franca è qui che aspetta. Vuole dare un messaggio ai telespettatori che la stanno guardando? Io mi auguro che i signori sono presenti, che abbiano una bella figura. Ok, abbiamo Ok. detto tutto. Ok? Perfetto. Allora Alberto vi saluta per la rubrica dei cuori solitari e vi saluta anche la signora Di Maggio Francesca. Francesca. Ok, ciao ciao. Oh yeah!